Sono Sandro Vidali e faccio la guida turistica e naturalistica nel Parco del Delta del Po. Lo faccio ormai da 30 anni, è un mestiere che ho avuto la fortuna di fare e che in parte ho anche inventato grazie ad altri amici, insomma, con cui siamo partiti più di 30 anni fa nell'accompagnamento di gente che veniva giù con WWF, con Legambiente e che volevano scoprire questo territorio. È un territorio che mi ha visto nascere e che in giovane età volevo abbandonare perché la metropoli era comunque l'obiettivo dei giovani, come lo è probabilmente anche adesso, insomma. E poi per un caso fortuito, direi, ho iniziato a girare per il Delta facendo il garzone con i gelati e quindi ho iniziato a scoprire posti che per me erano lontanissimi: Pila, Boccasette, Bacucco, Barricata, e pian piano mi sono innamorato, tant'è che quando tornavo a casa, dopo portavo i miei amici, il sabato e la domenica andavamo a fare il giro negli stessi posti dove ero stato durante il periodo di lavoro, insomma. E da lì è nata questa passione per il territorio che poi dopo mi ha visto rimanere qui, non andare più a Milano e costruire una realtà lavorativa anche fatta in collaborazione con altri soggetti che dal 1994 va avanti fino ad oggi. Negli ultimi 25 anni, da 2 mesi in cui si lavorava all'inizio, che era legato principalmente alle gite scolastiche, si è passati a una fase di lavoro che dura in pratica tutto l'anno. Mai era capitato in passato di lavorare la vigilia di Natale o l'ultimo giorno dell'anno o il 2 di gennaio come è capitato quest'anno. Di fatto adesso nel Delta del Po, sia con le escursioni in barca sia con giri a piedi, con il trekking che si possono fare in tutti gli angoli del Delta, la gente arriva anche nel periodo invernale. Il modo in cui è cambiato, la gente che arriva qui è probabilmente legato al modo in cui il Delta si è posto. È diventata una destinazione legata al cicloturismo importante, potrebbe e dovrebbe diventare una destinazione per il birdwatching, perché il Delta del Po ha delle qualità da questo punto di vista che sono uniche in Italia, ospita più di 380 specie di uccelli, più un turista legato alla natura, alle camminate, alla bicicletta appunto e alle escursioni in barca. Il mio legame con questo territorio è un legame che effettivamente intimo. Io amo il Delta del Po, soprattutto nel periodo invernale, quando riesco a muovermi e a girarlo in solitudine per conto mio, andando a vedere i luoghi che di solito visito accompagnando gente. È una zona che mi fa star bene, è un territorio che rilassa, che dà serenità, che dà pace e che soprattutto dà lo stupore per quello che la natura riesce a mostrare. Sono orgoglioso di come il Delta si sta trasformando. Ho sogni che vanno oltre a questo stato e mi piacerebbe veramente vederlo effettivamente crescere e diventare una terra non che vive solo di turismo, perché non è un turismo di massa quello che cerchiamo qui, o perlomeno non è quello che cerco io, però il sogno insomma è di vederlo crescere e di vederlo protetto nella maniera in cui merita il rispetto che tante volte l'uomo non ha avuto nei confronti di questa terra. Di esempi ce ne sono tanti, un punto esclamativo gigantesco che troneggia ancora nelle campagne del Delta che sogno veramente di non vedere più.